E tra gli stand di Gusto Artigiano, la rassegna che per 3 giorni porterà in piazza le eccellenze agroalimentari della marca, che viene lanciato l'allarme, sono proprio i prodotti tipici, quelli che fanno del Veneto e del Trevigiano territori conosciuti in tutto il mondo, ad essere in pericolo. Come a rischio è la competitività delle aziende che li producono. Pesano i rincari di energia e gas e la carenza di materie prime che arrivano da Russia e Ucraina e che sono fondamentali per la sopravvivenza di interi comparti. Basti pensare a quello caseario. Che stanno producendo un latte di fatto sotto costo, perché oggi come oggi gli viene garantito 41-42 centesimi a fronte ormai di 51-52 centesimi di costo di produzione al litro di latte. È ovvio che una situazione come questa è insostenibile, perché significa chiusura delle nostre stalle. Pensiamo a cosa vale oggi il latte prodotto qui in Italia, prodotto nel nostro territorio veneto, che va poi a ripercuotersi sulla questione dei nostri formaggi, che sono delle eccellenze. In questo momento la priorità è una sola. L'emergenza è tenere in piedi le nostre aziende. Aziende che si chiudono significa migliaia di posti di lavoro, ma significa perdita di eccellenze che poi non recupereremo più. Quindi bisognerebbe vedere la politica delle PAC, perché così non si può andare avanti. Bisogna distinguere bene il produttore, l'agricoltore vero, e da chi invece trasforma i prodotti in agricoltura. Le sanzioni alla Russia da una parte, la mancanza di materie prime che arrivano dai paesi in guerra dall'altra rischiano di bloccare la produzione se il governo non interverrà con azioni di sostegno. Ci sono già aziende che stanno in cassa integrazione perché non ci sono le materie prime, perché venivano fatte in quei paesi lì. E poi c'è il settore dell'edilizia, che paga a sua volta lo scotto del costo delle materie prime. A rischio molte opere pubbliche, visto che i progetti realizzati pensando ai fondi del PNRR non tenevano ancora conto dei rincari. Per lunedì il presidente Marcon ha convocato l'assemblea dell'UPI per fare il punto. Il rischio che si pianti tutto è elevatissimo oggi. Se non viene rivisto il PNRR ci troveremo a dover fare i conti con gare che vanno deserte, con gare vinte rispetto alle quali non vengono sottoscritti i contratti, e quindi con il sistema che si ferma, e l'opportunità del PNRR potrà mutarsi in un boomerang.